Banda del buco in azione. Per la terza volta in meno di 7 giorni presi di mira istituti di credito della provincia di Udine. Dopo i colpi andati a vuoto alla Friuladria Credit Agricole di Corno di Rosazzo e della Credi Friuli di Cervignano, i malviventi in azione presso lo sportello ATM dell'ufficio postale di Amaro in Carnia. Azione fulminea nella notte, nel giro di pochi minuti, forse 2 giri di lancetta dei secondi dell'orologio. Anche in questo caso per i ladri a finire nel sacco le pive e non il denaro. Sul posto i carabinieri del radiomobile di Tolmezzo assieme alla vigilanza privata e i vigili del fuoco. Al loro arrivo nessuna traccia degli autori del tentato furto. I danni materiali sono in corso di quantificazione. Come detto, non è stato asportato denaro. L'ufficio postale è rimasto chiuso e dovrebbe riaprire nella giornata di domani, mentre per la riattivazione dello sportello Postamat i tempi sono più lunghi. Sotto osservazione le immagini immortalate dai sistemi della videosorveglianza presenti nella zona.